E buon pomeriggio da parte di Franco Segretto, siamo con Replay, arrivati al lunedì 7 di ottobre 2019, ma il nostro pensiero di questo pomeriggio, lo ha già fatto il nostro direttore Attilio Sabato nel TG, va ai 4 ragazzi che hanno perso tragicamente la vita qui proprio vicino alla nostra struttura, contrada appunto tra l'ex San Carlo e contrada Saporito. Quindi a loro la vicinanza di Teleeuropa Network e le condoglianze naturalmente alle 4 famiglie dei ragazzi che non ci sono più, purtroppo. E allora, dicevamo Replay 7 ottobre 2019 e per quanto riguarda la Serie B ha vinto il Crotone, che ha dedicato la vittoria al preparatore atletico Mascheroni, che è scomparso la scorsa settimana in una battuta di caccia in un giorno libero, guarda caso, era tornato nella sua Como, la squadra con un jet privato è andata a Como dove si sono svolti i funerali, è tornata per la partita e il Crotone di Giovanino Stroppa ha battuto la Virtus Entella per 3-1, pari interno invece del Cosenza 1-1 contro il Venezia. Questo per quanto riguarda la Serie B. Per quanto riguarda la Serie C, 2 vittorie per le calabresi e 2 pareggi. Ha vinto il Catanzaro per 3-1 contro la Virtus Francavilla, ha pareggiato la Regina per 1-1 a Pagani contro la Paganese, un'altra bella vittoria della Vibonese per 3-1 contro la Casertana e il pareggio esterno del Rende per 0-0 ad Avellino. Di questo e di altro parleremo con l'amico che è arrivato adesso, causa maltempo, ti puoi accomodare, Carmine Donnarumma, eccolo qua, lo microfoniamo subito, ex direttore generale di Gela e Catanzaro. Ecco Carmine, ti puoi mettere là, ti metti il microfono. C'è tanto traffico, maltempo, non c'è Stella Battaglia che salutiamo perché è impegnata fuori città. Carmine, grazie per aver accettato l'invito intanto. Chiedo scusa a tutti, ma purtroppo c'è un tempaccio. Sì, anche c'è un altro incidente stradale qui vicino alla nostra. Quindi ci ho messo una marea di tempo, vi chiedo scusa. 4 auto mi dicevano che sono praticamente. Lasciamo stare. Abbiamo poi con noi, ringraziamo per aver accettato l'invito Massimo Mitidieri del Giornale di Sicilia. Grazie Massimo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Era con noi a vedere la partita di sabato tra il Cosenza ed il Venezia e il nostro compagno di viaggio ed avventura, come al solito, Aldo Buon pomeriggio Cennamo. a voi, grazie. E allora Carmine, io ho iniziato ricordando i 4 ragazzi che sono scomparsi sabato notte, quindi così come ho ricordato anche Sergio Mascheroni, che tu conoscevi bene, certo, preparatore atletico del Crotone, al quale è stata dedicata, diciamo, la vittoria della squadra pitagorica. Io direi di partire subito con Massimo Mitidieri, facciamo un primo giro, poi andiamo a vedere gli highlights per quanto riguarda il Cosenza. Massimo, che Cosenza hai visto? Questo 1-1 è l'unica squadra, signori miei, il Cosenza, che ancora non ha vinto una partita, è rimasta l'unica appunto formazione di Serie B a non aver vinto, poi vedremo anche la classifica generale. Massimo, tu eri con me a vedere la partita, che sensazione hai avuto di questo Cosenza-Venezia? Una sensazione di un Cosenza che sta cominciando a prendere forma a livello di geometrie fra i vari reparti. Un Cosenza che quando gioca purtroppo bisogna frazionare quella che è l'andamento della partita. Diciamo che fino a 3/4 gara è un Cosenza che ha una buona impostazione, non soffre assolutamente l'avversario, ha una buona pressione ma non finalizza per la mole di gioco che sviluppa. La dimostrazione è stata data anche contro il Venezia, una squadra che comunque era particolarmente scorbutica, una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore, nel senso che è la squadra veneta che deve impostare. E il Cosenza è riuscito a rintuzzare questo inizio di fraseggio da parte dei giocatori del Venezia e a ingarbugliare la situazione. Poi inevitabilmente è nel corso della partita, ma in modo particolare nell'ultimo quarto d'ora escono fuori le criticità di questo Cosenza. Uno è il fatto appunto di non riuscire a finalizzare la mole di gioco che riesce a creare. 2 è il fatto che purtroppo subentra anche un fattore psicologico, nel senso che ho avuto modo di vedere, specialmente nelle ripartenze del Cosenza, il fatto che la squadra non riusciva ad accompagnarla, forse a dimostrazione che, come diciamo noi a Cosenza, ci si guarda la mano, nel senso che è inevitabile che subentra un fatto psicologico.
E poi c'è l'ultimo quarto d'ora. Noi in sede di presentazione della gara nella conferenza stampa di Braglia personalmente avevo chiesto se la condizione atletica aveva raggiunto un buon livello. Braglia disse testualmente la condizione atletica non deve essere più una scusante. Giustamente. Ora a questo punto sicuramente dobbiamo dare, l'unica lettura che dobbiamo dare è il fatto che questi ultimi 15, 18, 20 minuti subentra un fatto psicologico e probabilmente, qui concludo, probabilmente l'aspetto psicologico è dettato anche dalla terza sostituzione che ha fatto mister Braglia con l'innesto di Corsi al posto di Baez. Lì sicuramente Braglia avrà ragionato di testa e non di pancia, nel senso che a quel punto il detto meglio un punto che niente ha fatto presa e questo devo dare l'unica motivazione e giustificazione di questa sostituzione. Allora io direi di andare a vedere subito con Enzo Leonetti, che ringraziamo in regia, poi Massimo fino alla Camera, Francesco Camposani e Luca Chitto alla messa in onda. Andiamo a vedere, Enzo, subito i risultati e la classifica generale della Serie B di questo appunto settimo turno. Eccoli qua. Ieri nel posticipo il Pescara si è rifatto dopo aver perso per malamente 3-0 in casa contro il Crotone. Ieri ha battuto in trasferta l'Ascoli per 2-0. 1-1 tra Cosenza e Venezia. A Cremona, altro risultato importante, il Cittadella, che sarà il prossimo avversario del Cosenza, ha battuto la Cremonese per 2-0. Crotone batte Virtus Entella 3-1. A Livorno il Chievo ha battuto il Livorno di Breda, che sembra essere ancora sulla graticola. Spinelli non ha ancora deciso il presidente se lasciarlo in panchina oppure mandarlo a casa. Perugia-Pisa 1-0, Pordenone-Empoli 2-0, Salernitana-Frosinone 1-1, alla Spezia il Benevento è passato per 1-0 e si conferma in testa alla classifica, e a Trapani la Juve Stabia, io ho visto questa partita, ha battuto anche il Trapani per 2-1. Andiamo a vedere la classifica generale che vede al comando, come dicevo, il Benevento. Eccola qua, dovremmo avere la classifica generale della Serie B, poi facciamo anche un giro, caro Carmine, su queste prime 7 gare di campionato. Enzo Leonetti, mi dai la videata per favore della Serie B, della classifica? Grazie. Allora, il Benevento, dicevo, e poi abbiamo in attesa che arrivi la videata, abbiamo queste 4-5 formazioni in giù, eccola qua, che arriva, grazie Leonetti. Benevento al comando, come dicevo, con 15 punti, al secondo posto seguono Crotone, Empoli e Salernitana insieme al Perugia con 14, 12 punti Ascoli e Cittadella, poi ad 11 Pordenone e Virtus Entella, con 10 punti Chievo Verona, Pescara e Cremonese, con 9 punti Pisa e Venezia, con 6 punti il Frosinone, con 4, ecco qua, parlavo proprio di queste squadre, Cosenza, Livorno, Spezia, Trapani e Juve Stabia. Sono 5 squadre che chiudono, caro Carmine Donnarumma, la classifica generale con 4 punti. Lasciamo questa videata, ecco, una tua prima sensazione dopo 7 giornate di campionato. Allora, intanto si stanno delineando, ecco, bene che ci sia la classifica, così la commentiamo vedendola, no? Prego, prego. Io penso che bene o male il solito campionato di B, le squadre forti sono lì, il Benevento, il Crotone, la Salernitana, sono le squadre che meritano di stare in quella posizione. Il Chievo che sta arrivando fa un po', poi è chiaro che ci sono le sorprese, la sorpresa in assoluto è il Pordenone, sì. Nessuno si aspettava questa squadra neopromossa, ecco, le vediamo lì. Il Perugia è giusto che stia lì. Ci sono due, chiamiamole un po' delusioni, sicuramente su di tutte sono Frosinone e Spezia, hanno 2 organici importanti, 2 organici che dovrebbero stare nella parte alta della parte sinistra della classifica, e invece addirittura lo Spezia ha soltanto 4 punti, mentre Benevento, Crotone, Empoli, Salernitana e Perugia sono squadre forti, squadre fatte per fare questo tipo di campionato, ed è giusto che lo facciano. Mi aspetto qualcosina in più dal Chievo, mi aspetto qualcosina in più da Pescara e in particolar modo da Spezia e Frosinone. Allora io ti dico, queste ultime 4 squadre, 1, 2, 3, 4, 5 per la verità, Cosenza, Livorno, Spezia, Trapani e Juve Stabia, erano state pronosticate sia dalla Rosia, questa è stata alla Gazzetta dello Sport, che dal Corriere dello Sport come ultima fascia. I pronostici si stanno rispettando allora? Ma io non penso che lo Spezia sia una squadra da ultima fascia. Forse lo Spezia non c'era. Io la vedo è vero che non c'era lo Spezia, però sì. Diciamo che Livorno non lo so, non l'ho visto giocare, non ti posso dare un giudizio. Livorno non lo so. Venezia sicuramente non è una squadra da stare nella parte destra, e il Venezia
e quest'anno ha costruito una buona squadra, però io alla fine tu mi insegni, sì, i valori verranno fuori, come no? Sarà così, quindi le squadre forti saranno lì e le squadre che, voglio dire, che lotteranno per salvarsi saranno quelle. È chiaro che ci sarà, come al solito, due sorprese, sia dalla parte sinistra, quella alta, sia dalla parte bassa. Oggi non è facile prevederlo. Torno, mi allaccio a quello che dicevi. Io non so, forse solo una voce fuori dal coro, io non sono preoccupato del Cosenza, perché io penso che la squadra abbia basi solide, siano stati messi dei giocatori di spessore all'interno. Poi è una mia idea, magari dopo l'approfondiamo, sì, su qualcuno che è andato via, il perché, però io sono soltanto, secondo me è il normale decorso, perché il Cosenza è stato costruito strada facendo, quindi più che un problema fisico, come diceva giustamente Braglia, è proprio un problema di squadra, e io già sabato ho iniziato a vedere il Cosenza di Braglia. La mia preoccupazione è, certo, se ultimo in classifica ha il dovere di stare attento, ma non mi fascerei la testa prima di romperla. E infatti abbiamo da questa emittente lanciato la scorsa settimana, come dire, un invito alla tifoseria, perché anche come dire, si percepisce questo come dire, un po' di elettricità nell'ambiente, insomma, un ambiente un po' elettrico, un po' adrenalinico, però insomma hai spiegato benissimo tu la situazione del Cosenza, poi sentiremo anche Braglia. Io volevo un attimino ascoltare Aldo Cennamo, perché vorrei sentire e capire la sua, poi caro Aldo andiamo a vedere subito gli highlights con le interviste che sono attaccate, che ci ha fornito la nostra Anna Franchino. Però volevo ricordare a chi ci segue che subito dopo la prima pausa pubblicitaria avremo una telefonata con l'amico carissimo, con Alfredo Pedullà, collega del Corriere dello Sport, con il quale ho lavorato 20 anni io per quanto riguarda la Serie B. Negli anni 90, e poi intorno alle ore 16 avremo mister Alessandro Erra, allenatore della Paganese, che ieri è riuscito a fermare la regina di Mimmo Toscano, quindi sentiremo entrambi. Aldo Cennamo, vai. Beh, io, scusami se sono un po' emozionato, mi associo a quello che ho detto prima ricordando questi 4 giovani che sono scomparsi. Ringrazio anche i sindaci che hanno promosso il lutto cittadino. Detto questo, andiamo al Cosenza, ma io penso che la partita di sabato abbia dimostrato, come dicevano sia Donnarumma che Mitilleri, che il Cosenza c'è, è ripresa, si vede già qualcosa. È chiaro che purtroppo alcune situazioni non hanno consentito a Braglia di avere ancora una squadra al completo, e quindi una squadra anche dal punto di vista fisico e atletico capace di poter esprimere tutte le potenzialità che questi giocatori che sono arrivati hanno. È chiaro che ci vorrà del tempo, questa pausa secondo me è molto importante per meglio assimilare alcuni concetti che Braglia cerca di far capire a questi ragazzi. Io sono convinto che il Cosenza non ha nessuna preoccupazione di salvezza, tranne che alla fine non succeda quello che secondo me nessuno si vuole augurare. Braglia è un allenatore importante, sa il fatto suo, deve restare a Cosenza. Le dicerie che ci sono state non sono dicerie, ma più sui social più che altro, per cui sì, dei social, ma non si può mettere in discussione Braglia, quindi bene ha fatto chi in questo momento è a capo della società a dire chiaramente che Braglia non si tocca, perché onestamente la squadra gioca adesso e i risultati dovranno arrivare. Siamo l'unica squadra che purtroppo ancora non ha vinto, ma può capitare. 4 punti, siamo lì assieme ad altre 4 squadre. Tu dicevi bene, i giornali riportavano già all'inizio del campionato questa classifica di squadre che avevano previsto, che potrebbero vincere, Donnarumma lo Spezia, che potrebbero vincere, che è una delusione se vogliamo. Ma Donnarumma ha detto bene, saranno la sorpresa sia nella parte sinistra che nella parte destra, cioè tutto un campionato ancora aperto. Questi 15 giorni saranno decisivi per capire insomma il Cosenza che squadra sarà da qui allora io faccio una cosa adesso Massimo, andiamo a vedere gli highlights, poi sentiamo subito quello che ha detto Brian, e poi tu volevi dire, mi dicevi in apertura, volevi aggiungere qualcosina. Allora Enzo Leonetti, andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Venezia 1-1. Grazie.
Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per il Cosenza che al Marulla, dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo, spreca le tantissime occasioni avute contro un Venezia davvero poco pericoloso che riesce a rimontare solo grazie al penalty concesso dal direttore di gara nella seconda frazione. La squadra rossoblù corre, costruisce, chiude gli avversari nella propria metà campo e al primo affondo sblocca il risultato al 20° grazie ad un'azione costruita sull'asse Baez-Carretta, con quest'ultimo che serve Rivière che con un'incornata fa esplodere di gioia i 5.000 presenti sugli spalti nonostante la pioggia. Cala il ritmo e la squadra di Dionisi prova a ristabilire la parità senza però mai impensierire gli avversari che allo scadere vanno vicini al raddoppio con Carretta. Il suo piattone però trova la deviazione dell'estremo ospite e sfiora il palo. La ripresa parte subito forte con i padroni di casa sempre più arremmanti e dopo soli 4 minuti ancora Rivière protagonista con questo tiro che scheggia la traversa. Poco dopo è Carretta a mandarla fuori d'un soffio. Al 12° arriva la risposta di Cremonesi, pericoloso di testa su questo calcio d'angolo. Il Cosenza è più propositivo e cerca disperatamente di chiudere la gara. Ci prova prima Sciaudone al termine di un contropiede, ma sfiora la traversa con il suo tiro cross e poi Carretta impatta alla perfezione il cross tagliato di Dorazio, ma la sfera termina di poco sul fondo. In mezzo l'azione di Montalto che anticipa Idda e fa tremare il Marulla. Alla mezz'ora però è ancora il Venezia a tirare un sospiro di sollievo quando i rossoblù non riescono a finalizzare un'occasionissima capitata sui piedi di Baez. Gol sbagliato, gol subito e su questo fallo di Idda su Aramu in area di rigore l'arbitro concede il penalty che Montalto trasforma spiazzando Perina. Nonostante il recupero la gara finisce 1-1 e per il Cosenza è il terzo pareggio consecutivo. Noi abbiamo fatto un errore che è quello di entrare sul giocatore del Venezia perché lì si accompagna e molto probabilmente la partita finisce come l'avevamo giustamente meritata, perché noi abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per chiudere la gara e non ci siamo riusciti. Poi un episodio ti cambia e noi purtroppo ultimamente sono troppi gli episodi che cambiano le gare nostre. A volte può essere un limite, però io per la prima volta ho visto una squadra ordinata, ho visto una squadra che ha creato. Il problema è che quando è uscito Rivière poi non avevamo più nessuno anche per tenerci palle e per farci salire, perché sono caratteristiche diverse. Perciò poi le partite le pareggi e ti gira le palle, perché gira le palle a tutti, parliamoci chiaro, dai tifosi a noi. Non è che noi siamo felici perché abbiamo 4 punti in 7 partite o altre cose, però quello che secondo me, poi ognuno la vede come vuole, perché è giusto che il calcio ognuno lo veda come vuole, è confortante la crescita della squadra. E lui? Ecco, è lui, mi diceva giustamente qualcuno qui. Allora, Massimo Vigili, vogliamo aggiungere quello che praticamente poi ha detto successivamente Braglia? Dice: io non vivo nel paese delle fate e sono nel mondo del calcio da tanto tempo. Di conseguenza dice, da qui a qualche ora o qualche giorno non so come la pensano sia il presidente Guaraccio che il direttore sportivo Trinchera, dice, perché chiaramente dice, Franco Segreto immediatamente è vabbè, entrato a gamba tesa, giustamente dico, è una domanda, è una domanda assolutamente legittima. La mia domanda è detto: mister, non getti la spugna, dice, perché non è successo nulla, voglio dire, no, era questo il mio assunto, certo. Ma pensa per caso ad un esonero? Ecco, questa è stata la mia domanda. Assolutamente legittima la domanda, l'avrebbe fatta chiunque, voglio dire, perché lui ha fatto una riflessione a 360 gradi, ha detto: amici carissimi, capisco il popolo rossoblù che in questo momento è insofferente, capisco che ho fatto 4 punti in 7 gare, non so cosa ne penseranno il presidente Guaraccio e il DS Trinchera. Ieri, attraverso poi Rai Sport Regione, il presidente Guaraccio ha rilasciato una brevissima dichiarazione nella quale poi ha detto: Braglia non si tocca, Braglia assolutamente non è in discussione. Ma mi pare che... Ma sai Franco, io non riesco a capire questi allora, che siano dei messaggi, a mio parere, è un mio pensiero, che siano dei messaggi trasversali, ho questa impressione, anche perché voglio dire,
In questo momento Cosenza a livello di conduzione tecnica nessuno lo sta discutendo, né tantomeno tutti gli organi di informazione sportiva nazionale non hanno annoverato fra il Cosenza... Si parla di Breda in queste ore, ma di Braglia no? Certo, no, la settimana scorsa addirittura lo stesso Cittadella, comunque di Braglia, Nesta con il Frosinone, di Braglia non ne hanno fatto citazione. Ora non lo so mister Braglia che messaggio ha voluto mandare, a chi l'ha voluto mandare, perché la cosa la potremmo anche riassumere in questo momento. Io ritengo che questa squadra ha dei margini di miglioramento e ritengo che la salverò tranquillamente. La salverò tranquillamente. Vero è che c'è anche un dato numerico. Il dato numerico in questo momento dice il Cosenza ha 4 punti, 0 vittorie nella casella. Questo può darsi che è un messaggio che è stato trasversalmente mandato al Presidente e al Direttore sportivo. Il Presidente ha tenuto a precisare, ma ribadisco, non mi risulta che Braglia fosse stato messo alla graticola, quindi voglio dire, forse è stato un sottolineare da parte del Presidente che Braglia è il condottiero. Ma sì, ma di solito sai, questi interventi vengono fatti nel momento in cui c'è fermento, c'è... Forse qualcosa sui social, voglio dire, ma sì, non... ma i social però, Franco, cominciamo a prendere per quelli che sono, voglio dire, non cominciamo a dargli un'importanza, perché 2 persone non fanno una notizia, sì, però, cioè è innegabile che a volte non alcune cose si amplificano e secondo me bene ha fatto il Presidente a mettere i puntini sulle i, io la vedo così, perché Braglia ha fatto quel tipo di discorso, a mia domanda ha risposto tranquillamente e poi il Presidente ha ritenuto opportuno, a mio avviso facendo bene, per dire Braglia non si... ma noi l'abbiamo sempre sostenuto, lo sosterremo sempre, perché ma io penso che la massa del popolo rossoblu, voglio dire, nei confronti di Braglia ha assunto sempre una posizione e assume ancora una posizione positiva, quindi voglio dire, se poi ci dobbiamo prendere riferimento il social, se uno o più soggetti dicono che Braglia è da togliere bla bla bla, e allora vuol dire che tutto il sistema un pochettino va in cortocircuito. Follia. Il nostro amico Donnarumma. Ma io sottoscrivo quello che ha detto Massimo e soprattutto sottoscrivo la solita disamina tecnica puntualissima, precisa di Pierino, di Braglia, ancora più delle altre volte. Io l'ho sentito con una lucidità estrema, ha analizzato proprio quello che poco fa abbiamo detto noi, sia io che Massimo che Aldo. Quindi, cioè, il problema qual è? Questa è una squadra che sta crescendo, questa è una squadra che sta diventando squadra, questa è una squadra che è partita in ritiro con pochi effettivi reali, è una squadra costruita piano piano, sta iniziando ad amalgamarsi, a diventare squadra, seguendo i dettami di Braglia. Punto. Secondo me, poi io sono vecchio come te, perdonami, per me i social sei un esperto. Hanno valore, sei un esperto. Hanno valore zero. Ma nemmeno 0,0. Il social è un posto meraviglioso dove discutere, confrontarsi, ed è giusto che ci sia così, ma tra tifosi. Ma gli addetti ai lavori è un'altra storia. Bravo, il distinguo. Io non potrei mai, racconto, ma giusto così, io non sono un social, però mi piace sentire l'idea delle persone, mi interessa molto. Ma quando sono in una squadra io non sento nulla di quella squadra, perché mi sono reso conto che poi una volta, 2, 3 mi può condizionare, dato che il mio deve essere un lavoro pulito, devo vedere quello che vedo con la mia esperienza, col mio sapere, confrontarmi con i miei collaboratori e stop. Quindi il social va benissimo esistere, ma non associamo il social a una scelta di una società che è follia. Tra l'altro io sono non tranquillo di più perché Guarascio e Trinchera hanno dimostrato negli anni di essere 2 persone affidabili, cioè 2 persone che non lavorano di umore, ma sono razionali, riflessive, con gli sbagli, perché gli sbagli li facciamo tutti, però non ragionano. Benissimo. Posso chiederti dove stai lavorando? So che sei all'estero adesso, lavori per l'estero. Sto collaborando con qualche società estera in attesa di una chiamata, ma tu mi hai detto esperto, ma io penso di essere diventato vecchio. Probabilmente in Italia o in queste categorie oggi funziona molto di più il nuovo e noi siamo al nostro posto sul pezzo a vedere partite come sempre. Vabbè, allora goditi la Premier, te lo auguro di tutto cuore, goditi la Premier. Aldo Cenno, ma hai alzato il dito in attesa di andare in pubblicità? Per dire che il fatto che Donnarumma dica, per me non follia, ma super follia, cioè mettere in discussione Braglia sarebbe... Ma poi guarda, io onestamente in questa città ci vivo, cammino, mi sento, seguo i social, ma al 99% ti posso assicurare che non c'è nessun tifoso
che abbia mai pensato di mettere sulla graticola Braglia. Non esiste. Ma è chiaro che ha fatto bene chi gestisce oggi la società di fare quella dichiarazione, ma secondo me se ne poteva fare anche a meno, perché non ci sono i presupposti, perché Braglia, come dici tu, sta costruendo una squadra pezzo per pezzo, ma noi non dobbiamo dimenticare che questa squadra è nata veramente all'ultimo minuto del calciomercato. Su quello alla fine della pubblicità andrebbe fatta una riflessione. Io ho fatto la riflessione in tempi passati, per cui però devo dire che quella parte di storia che abbiamo raccontato oggi purtroppo non ci può essere più, perché oggi c'è una costruzione di qualcosa di importante che a Cosenza, perché abbiamo visto anche con il pareggio che abbiamo fatto in casa, che in effetti il Cosenza ha giocato brillantemente, c'ha degli schemi di gioco, ti cambia continuamente lo schema durante la fase della partita. Forse su qualche cambio, forse del secondo tempo, avrei qualcosa da dire, ma sono cose che possono capire. Anche ieri, per esempio, se noi dovessimo fare un parallelo tra la partita di ieri della Juventus con l'Inter, in effetti poi l'ha vinta l'allenatore nei cambi che ha fatto, mentre dall'altra parte i cambi secondo me hanno lasciato a desiderare, perché se questo è vero, lasciamo lavorare tranquillamente il presidente, Braglia, Trinchera, la società. Poi la critica è sempre costruttiva, la critica è il sale della democrazia. Poi dobbiamo andare in pubblicità, che su questa cosa io penso che bisogna assolutamente dire che Braglia non si tocca, e non si tocca veramente. Ma io mi voglio accodare a quello che dici tu, dicendo un'altra cosa che tu pensi avrei notato. Scusami, ti posso bloccare? Sì. Abbiamo la pubblicità. No, 30 secondi. 10. Io vedo un lento ma costante miglioramento. Sono d'accordo con te. E questa è la chiave di lettura. Lento ma costante. Ok, grazie. Allora restate con noi. Pubblicità subito dopo. Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora siamo arrivati alla seconda parte di Replay, lunedì 7 ottobre 2019. Ecco, io prego Enzo Leonetti di mettersi in contatto con la redazione romana del Corriere dello Sport per sentire Alfredo Pedullà. Abbiamo già la telefonata? Benissimo, allora vediamo un attimino. Pronto Alfredo? Eccomi, ciao Franco, buon pomeriggio. Grazie Alfredo, grazie per aver accettato l'invito. Io sono qui con Carmine Donnarumma che ci è venuto a trovare oggi qui in studio. Alfredo. Un saluto, vi sento, buon pomeriggio a voi. E poi c'è Massimo Mitivieri del Giornale di Sicilia, il nostro compagno di viaggio e di avventura, come lo definisco io, il nostro criticone Aldo Cennamo. Alfredo, allora cosa mi vuoi dire del Crotone e del Cosenza, di questa Serie B in generale? Ma se partiamo dal Crotone, per me da promozione diretta da quest'estate, perché il problema era l'anno scorso della pancia un po' piena di chi era rimasto dopo la retrocessione dolorosa. E gli effetti poi si sono visti a gennaio 2019, quando i vari Stojan, Budimir hanno cambiato maglia, hanno lasciato la squadra, perché è normale che quando tu retrocedi e pensi di avere legittimamente l'organico più forte per risalire, devi fare i conti con le motivazioni che magari ci sono, ma inconsciamente non è più come prima. La squadra è stata rafforzata nei dettagli, credo che abbiano l'attacco più assortito della Serie B, non significa più forte ma più assortito, perché è chiaro che pensi a Ciofani, se pensi all'assortimento di Ciofani-Ceravolo pensi che sia la coppia migliore, però poi devi anche guardare alle spalle e all'assortimento che il Crotone ha. Mi meraviglierei se non lottasse per i primi due posti fino alla fine. Stroppa ha individuato la formula giusta e quindi credo che il Crotone se la giocherà direttamente fino in fondo per la Serie A. Il Cosenza è una storia diversa, con un allenatore che conosce bene, come sapete molto meglio di me, quella realtà, che non può essere messo in discussione perché ha pagato dazio dal mio punto di vista di un budget che non ha consentito a Trinchera di operare per come avrebbe dovuto. Prendere un attaccante forte, svincolato, un attaccante esterno dopo il mercato è la controprova di quello che sto dicendo. Forse Braglia andava tutelato un po' di più, ma adesso bisogna resistere, soffrire e andare fino in fondo. Senti un po', per quanto riguarda invece il discorso in generale della B, ho visto ieri questa caduta della Cremonese, addirittura hanno messo in discussione Rastelli, la stessa cosa a Livorno per Breda. Sì, addirittura
sai Franco, fino a un certo punto, perché la Cremonese non sta rispettando quelle che erano le premesse, per cui Rastelli in questo momento è più fuori che dentro. C'è un effetto domino di questi minuti che paradossalmente dipende da Spalletti. Addirittura? Sì, perché se Spalletti dice sì al Milan. Avevamo titolato e detto la settimana scorsa, tu sai bene che Spalletti era la prima scelta del Milan, aveva detto no, era stato prima un rifiuto che poi si è ammorbidito già da ieri sera, e nelle ultime ore, perché dico Spalletti? Perché se Spalletti va al Milan, Pioli, che è un candidato per il Milan, può andare al Genoa più che alla Samp può andare Iachini, perché conta la Cremonese in questo discorso? Perché la Cremonese ha sondato Iachini, Nicola e Baroni, quindi la Cremonese in questa lunga sosta è orientata a cambiare, però deve aspettare giustamente gli altri allenatori e le scelte della Serie A, quindi saranno dei giorni caldi, anzi delle ore caldissime, non solo per il Milan, per le due genovesi, per la Cremonese e per gli allenatori che purtroppo inevitabilmente saltano quando le cose non vanno bene. Sentiamo Aldo Cennamo, una domanda per l'amico Alfredo Pedolà. Vai Aldo. Alfredo, scusami, siccome io ti seguo moltissimo, quindi so la tua competenza, la tua professione, ma tu hai mai saputo o hai mai pensato che Braglia era in discussione? Perché il Presidente ha ritenuto in una televisione nazionale, la RAI, di andare a precisare che Braglia non si tocca. No, infatti io non ne ho mai parlato, io ho soltanto detto che, proprio per suffragare la tua tesi, penso che Braglia, che conosce molto bene questa realtà, la vostra realtà, che ha ottenuto dei risultati eccezionali dal punto di vista proprio della resa, andasse tutelato un po' meglio in sede di campagna acquisti. Per me, questo ha detto Alfredo, questo è l'assunto. La realtà Cosenza è una realtà imprescindibile almeno per la Serie B. Il Presidente è giusto che faccia i suoi conti, perché il bilancio è lo scudetto che devi mettere sulla tua maglia, cioè il bilancio che deve essere un bilancio in attivo. Però hai preso dei calciatori importanti, perché Penché era un direttore bravo, l'ha dimostrato con i fatti, che forse andava tutelato con un obolo in più sul mercato da utilizzare meglio per prendere la prima punta. Poi penso che Trinchera abbia spiegato in conferenza dopo il mercato, alla fine del mercato, le difficoltà che ci sono state con un grande stile. Ma io penso che poi se tu non puoi investire un minimo in più, e ripeto non è una critica ma una constatazione, alla fine ne paghi un po' le conseguenze, perché c'è qualcuno che prende quell'attaccante che magari vorresti tu e investe qualcosina in più rispetto a te. Alfredo, mi dici qualcosina di questo Rivière, visto che tu ti occupi di mercato a 360 gradi? Importante, l'avete visto? Sì, adesso sta prendendo un po' il passo. Sì, ma è normale che quando tu arrivi dopo il mercato da svincolato, non hai fatto la preparazione, puoi avere delle doti balistiche interessanti, anzi di più, hai un palmarès alle spalle giusto, nel senso che hai un curriculum prestigioso, ma devi conoscere i compagni, la realtà in cui ti trovi, l'allenatore, quindi strada facendo te lo ritroverai. L'unica cosa è che poi non bisogna chiedere a Braglia di fare i miracoli nel momento in cui poi certe cose di solito le fai dai primi di luglio fino a fine agosto per trovare la quadratura dal punto di vista dell'intesa. Se è un po' in ritardo per questo, devo dire che anche se un po' sfortunato, lo sapete meglio di me, perché il Cosenza o perde partita alla fine o non le vince, traverse, pali, non hai sicuramente quella spinta che ti aiuterebbe ad avere mezzo sorriso in più, però il campionato è lungo, l'allenatore conosce bene, puoi trovare i gol con gli esterni offensivi, con Pierini, con Carretta, con le seconde punte, non obbligatoriamente con una prima punta che non hai, restando attaccata al cara, e poi eventualmente a gennaio cercando di colmare questa lacuna. Grazie Alfredo, molto gentile, grazie per essere intervenuto con noi, buon lavoro, salutami gli amici, ciao, grazie. Altrettanto, ciao, grazie. Ciao. Allora Carmine, facciamo un giro su quello che ha detto Alfredo, mi pare che è stato molto chiaro, sia sul Crotone che sul Cosenza. Ma il Cosenza, il Crotone ha una squadra importante. Ha detto che la vede difilato in Serie A, una squadra che si gioca alla Serie A. È una squadra importante, secondo me il Crotone insieme all'Empoli sono le due squadre e al Benevento sono secondo me le tre squadre che hanno qualcosa più degli altri, anche se io penso che a differenza del Crotone e dell'Empoli forse il Benevento ha un allenatore che ancora deve dimostrare Pippo Inzaghi, parliamo di Pippo Inzaghi. Di essere pronto per una realtà così importante e per un campionato di vertice così importante.
penso che abbia detto le cose come stanno, come diceva anche Aldo, il Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra che è in crescita e sicuramente di qua a 3 mesi parleremo di altre cose. Io penso che poi Trinchera alla fine si prenderà le sue brave soddisfazioni. Ma secondo me ha fatto un buon lavoro. Io una tu lo cosa, conosci, no? Vi conoscete? Molto bene. Io una cosa vorrei approfondire. Prego. E mi collego anche a quello che ha detto Alfredo. Pedola. Io penso che sia accaduta una cosa inversa di che è accaduto quest'anno al Crotone e al Cosenza. Mi spiego meglio. Il Cosenza l'anno scorso ha fatto una cosa molto intelligente. Sulla base del campionato di C1, con calciatori che non avevano mai fatto la B, Bruccini, Dermacu, Idda, Perina, Mungo, Perina, Dorazio. Quelli erano calciatori che hanno avuto una grande soddisfazione, cioè hanno realizzato il sogno della loro vita, quella di giocare in B dopo averlo conquistato loro. Ricordiamo che gli stessi calciatori ad aprile sono stati presi a uova dopo la sconfitta in casa con Rende. La storia è quella. La storia è quella. E poi questi calciatori a distanza di 6 mesi, Aldo, giusto? Si sono trovati in B. Chiudiamo gli occhi, ma le motivazioni di questi ragazzi erano straordinarie, erano incredibili, avrebbero fatto anche la A probabilmente, chiaramente ognuno con i propri limiti tecnici, ma l'entusiasmo, la voglia era straordinario, quindi hanno superato anche quel gap tecnico e di esperienza che ci sta. Discorso inverso al Crotone, scendi dalla A con la presunzione che in B ci passeggi, in B se non pedali e mini non vinci. Posso farti una domanda? Il Frosinone, mi dicono alcuni colleghi, potrebbe ricalcare le orme del Crotone dello scorso anno? Perfettamente, il calcio si ripete sempre, è sempre una cosa ripetitiva, cambiano le persone, cambiano le società, ma è quella la storia. E quindi veniamo ad oggi. Innanzitutto di quel gruppo storico, ricordiamo che c'erano pure i Palmieri e i Tutino, sì, non ci sono più. Quel gruppo si è disciolto con 3-4 giocatori, 5, ok? Quindi si sta rigenerando questa cosa, come una ferita gli devi dare il tempo di cicatrizzarsi. Hanno un grande medico che è Piero Braglia, hanno una grande struttura che è la società presidente Guarasci e Stefano, ma diamogli il tempo. Giusto. Questo a mio avviso sta accadendo. Io se devo fare una critica, se volessi fare una critica proprio esagerando, io non vedo all'interno di questo gruppo quei 2-3 calciatori che possono ridiventare l'anima di questa squadra. Ecco, forse questa è l'unica cosa, ma non vuol dire che non siano bravi. La forza tu parli caratterialmente. La forza di una squadra è i leader, ma l'ossatura. Tu società, nei momenti difficili, devi avere gli interlocutori che sai che guardi negli occhi, ti conoscono, sai come sei e puoi andare avanti. Forse manca questo, ma sto andando nel sottile, sto andando a cercare il pelo nell'uovo, ma il problema del Cosenza non esiste. Benissimo, non esiste. Allora, l'amico Mitidieri, saluto a tutti voi, Massimo Dione salve, complimenti per la trasmissione, un ottimo Cosenza, quello contro il Venezia che sta meritando di vincere, eccetera eccetera. Spero che a gennaio si ingaggi un'altra punta che possa sostituire o giocare in tandem con il bravo Rivière. Aspettiamo Litteri, eccetera eccetera, che fisicamente non sta molto bene, bisogna far gol, altrimenti le partite non si vincono. Questo è Massimo Dione salve, vuoi rispondere tu? Io rispondo che ormai il calcio moderno ci ha abituato a dei tempi che sono di una velocità impressionante. È inconcepibile, io reputo inconcepibile che a metà settembre già si parli del mercato di riparazione di gennaio per rinforzare questa o quella squadra. Mi sembra veramente assurdo tutto Significa questo. che quello che hai fatto qualcuno che lo fa non a Cosenza, ma io lo sento dappertutto anche in Serie A. Sì, hai sentito Alfredo prima, ci ha dato una chicca incredibile. C'è Spalletti che si è ammorbidito, potrebbe ma l'avevo già sentito io. Cioè, di questo ne faccio tesoro io. Ieri sera a mezzanotte lo davano già al Milan. Franco, il problema è un altro. Quindi se si sposta Spalletti si potrebbero spostare gli altri allenatori anche sul Livorno, su magari Frosinone o su altra. Ma stiamo parlando a Cremona per esempio. Stiamo parlando però stiamo targetizzando dei mister, voglio dire, che hanno un determinato mercato. No, perché parlava di Iachini che se salta la stella avrebbero chiesto a Cremona Iachini, però se Iachini va sponda Sambo Genoa cambia il discorso. Però stiamo focalizzando formazioni che comunque partivano con i favori del pronostico. Benissimo, quindi, dire, benissimo. Frosinone, se mai fosse stato messo in dubbio Nesta, ancorché la Cremonese. Il discorso qual è? È che il Cosenza deve fare tesoro delle esperienze che ha vissuto in questi 8 anni di gestione di Guarascio.
Io purtroppo, mi dispiace dirlo, ma quello che è successo quest'estate è stata un po' la rivisitazione, o meglio, un rendezvous di quello dello scorso anno, e cioè una rosa composta in netto ritardo, una preparazione che inevitabilmente è partita con ritardo e con un handicap iniziale di risultati dettati da condizione fisica da una parte e anche da un po' di sfortuna, che ci ha indotto ad arrivare, mi sembra, all'8ª giornata per annoverare la prima vittoria. A Crotone, mi pare, no? L'anno scorso, sì, a Crotone la prima vittoria. Questo forse doveva essere un attimino un campanello d'allarme, perché sai, il discorso qual è? Vero è quando si dice che il campionato è lungo. Vero è però, dico io, che se guardiamo la classifica non dimentichiamoci che sono 5 le squadre impegnate tra retrocessione diretta e play-out. 2, la forbice è già ampia. 5 punti tra il Cosenza, la classifica tra il Cosenza e il Scusami. Venezia. Prego. Vediamo se Enzo Leonetti ci manda di nuovo la classifica della Serie B, così possiamo, con dati alla mano, Allora, intanto dobbiamo capire dove collocare il Frosinone. Il Frosinone può, come giustamente dice Donnarumma, può fare la stessa fine. Eccola qua la forbice, dai, vai. Perfetto. Allora tu hai la situazione del Frosinone che a questo punto può scattare in alto e non vederla più, oppure essere assorbita come è stato lo scorso anno. Perché la storia ci insegna che chi è promosso... Quindi tu dici se ho capito bene, il Frosinone al momento lo mette da parte, lo metti però in stand-by. Allora, cancelliamo un attimino attimino il Frosinone. Tra Cosenza e Venezia siamo 5 punti di differenza, sono 5, cioè 5 vuol dire una vittoria, sono una vittoria e mezza. Quindi voglio dire, la forbice comincia a diventare larga e la possibilità che tu possa, tra virgolette, non fallire o quantomeno non slittare o scivolare, comincia a diminuire. Perché quando io nel mio primo intervento dicevo il famoso ultimo quarto d'ora, 20 minuti, al netto di quello che possono essere le problematiche di natura atletica e fisica, comunque è un problema di pancia, nel senso che hai paura, è innegabile, perché devi fare il risultato può essere corroborante, è qualche cosa, è una spinta mostruosa, però devi sbloccarlo questo momento, e se non lo sblocchi purtroppo la pressione comincia ad aumentare ed è notevole, specialmente in una piazza come Cosenza, dove non ti danno molta pressione, ma nello stesso momento comunque prima o poi i risultati dovranno pure arrivare. Qualcuno scrive per Aldo Cennamo, dice: caro Franco, ti saluto, l'analisi fatta da un esperto come Donnarumma l'aveva anticipata dal docennamo Eugenio Franco Spagnuolo, che è il nostro amico tuo ex, mi ricordo ai tempi del Cosenza Calcio di Pagliuso, era lui uno dei, mi pare, dei revisori dei conti e contabili. E poi abbiamo un altro amico che ci segue sempre, l'amico Giuseppe Tomasi, quello visto contro il Venezia, dice: caro Aldo, è stato il Cosenza più bello, ma se non impariamo a chiudere le partite, a chiudere, sottolineate, a fare meno fesserie, vedi i calci di rigore in ripetizione negli ultimi periodi, sarà difficile vincerle. Forza Lupi sempre, quindi parla di chiudere le partite. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma io voglio aggiungere questo, che saluta intanto Franco Spagnolo, ci segue sempre. Franco è un caro amico, uno che è un tifoso, uno che è competente. Competente, sì. Capisci? Soprattutto segue alcuni giovani. Come vedi, Carmine, ci seguono dappertutto. Seguono alcuni giovani. Se metti una virgola fuori posto ti bombardano, Ti bombardano tutte le parti. Il dottore Spagnolo segue anche alcuni giovani ragazzi di alcune squadre, li segnala, però purtroppo poi, come sappiamo, va a finire sempre in quel modo. Vabbè, ma quello che a me interessa dire adesso è quello che ha detto Pedulla, ha fotografato in modo veramente... Alfredo, voglio dire, a livello nazionale, eccezionale. Vive la quotidianità di un giornale nazionale. Io quando vado a Roma sono sempre là. Quello che è stato e che diceva Mitidire, che io ho detto sempre, è quello che può essere. Il Cosenza è una squadra che si deve salvare. Per salvarsi deve fare alcune prestazioni importanti, deve segnare i gol, ma soprattutto deve assimilare il gioco che Braglia gli sta cercando di far capire. La partita di domenica, l'abbiamo già commentata, è una partita dove il Cosenza ha dimostrato che può veramente uscire da questa situazione di classifica che incomincia ad essere leggermente preoccupante, perché dobbiamo dirlo, perché siamo lì, insomma, 5 punti perché il Frosinone prima o poi, secondo me, dovrà venire fuori, tranne che non va, come dicevo, Donnarumma, come il Crotone, perché poi tu, quando scendi dalla A e arrivi
in B sempre di essere sempre in Serie A e quindi pensi di essere superiore agli altri e poi le partite li perdi. Allora voglio dire, se questo è vero, noi dobbiamo stare con i piedi per terra, tranquilli, sereni, poi ci sarà a gennaio, se in gennaio ci sarà da fare qualcosa, però aspettiamo con tranquillità e diciamo ai tifosi di andare al campo, perché caro Fra, il calo dei tifosi allo stadio io l'avevo previsto ed è molto preoccupante. Sì, 5.000 spettatori per 50.000 e qualcosa di incasso nell'ultima gara interna contro il Venezia. Allora io vado ad introdurre il Crotone, perché poi dalle 4 in poi avremo la Serie C, avremo Alessandro Erra al telefono. Veramente una dichiarazione che ascoltandola questa mattina mi ha veramente toccato. Iniziamo con Anna Franchino, con Giovanni Nostroppa, poi su queste dichiarazioni di Stroppa veramente non c'è, a mio avviso, nulla da aggiungere. Allora, Enzo Leonetti, andiamo con gli highlights di Crotone Virtus Entella. Grazie. Noi siamo andati a Como per dare forza alla famiglia e in maniera inverosimile è stata la famiglia a darci forza. Mai successo nella storia del calcio, credo che una squadra si smobilita, una società si smobilita in una situazione del genere, quindi credo che se questo può bastare. Siamo speciali, io al Presidente ho detto che è una persona speciale, come lo era Sergio, come lo siamo tutti qui. Si parla tanto di famiglia, ma poi bisogna dimostrarlo con i fatti e quindi non so, non riesco ad aggiungere altro. Una dedica speciale per una vittoria importantissima che rilancia le ambizioni dei pitagorici al terzo successo di fila. Il pensiero è per il preparatore atletico Sergio Mascheroni, prematuramente scomparso nei giorni scorsi dopo una tragica fatalità. I pitagorici dedicano a lui i 3 punti conquistati allo Scida, dove hanno offerto una grande prova battendo per 3-1 la Virtus Entella e giocando con lutto al braccio. Tornando alla sfida, gli squali hanno chiuso la pratica già nella prima frazione grazie alla doppietta di Simi, bravo al 27esimo e al 38esimo. Gli ospiti provano a raddrizzare la gara, ma nella ripresa la squadra di Stroppa vuole chiudere definitivamente e senza troppi patemi la sfida, così cerca e trova la terza rete al 63esimo con una grande conclusione di crociata da fuori che non lascia scampo a Contini. L'Entella è alle corde, ma a 11 minuti dal termine trova il gol della bandiera con De Luca, che con un preciso diagonale supera Cordaz. Un successo meritato per il Crotone, che ora si gode la sosta per poi tornare a lavorare per la sfida contro il Pisa. E allora, come dicevo, avete sentito le parole di Stroppa? C'è poco da dire. Come? Non c'è nulla da dire. Non c'è nulla da dire. Il suo volto parlava, più che le sue parole. La voce rotta dall'emozione, ha detto che il Presidente è una persona speciale, la famiglia, la squadra, eccetera. Carmine, questa sosta di campionato. Allora, noi trattiamo naturalmente le squadre di Serie B calabresi, per il Cosenza e per il Crotone. Teoricamente fa più bene al Cosenza che al Crotone, teoricamente, perché come diceva prima Massimo, sulla scia dell'entusiasmo la vittoria è corroborante, ti senti forte. Ma quindi al Cosenza fa bene sicuramente, perché mette dentro altri giorni di lavoro, altro assimila sempre di più l'idea di il pensiero di Braglia. Ma guarda, io la penso come te, perché poi i giocatori che sono arrivati anche in vari step sono giocatori di qualità. Certo. Quindi insomma, qualcosa dovranno anche dimostrare, ad iniziare da Riviere, che lo ha già dimostrato di che pasta è fatto contro il Venezia. Io penso che non si potrà che migliorare, poi se verranno recuperati Litteri, Lazzar, lo stesso Schiavi, che per quanto riguarda il reparto difensivo è un uomo di esperienza, di 7 anni capitano della Salernitana, vorrà dire, no? Certo. Invece il Crotone, torniamo al Crotone, forse era meglio giocare, perché l'entusiasmo, la voglia, ma è una squadra così forte, a mio avviso, così esperta, con giocatori così di categoria, che hanno avuto l'umiliazione della retrocessione, la doppia umiliazione di non aver vinto, e chi ha assaggiato la Serie A poi sa che non può farne a meno, perché è una cosa meravigliosa. Quindi io penso che il Crotone abbia tutte le carte in regola per vincere questo campionato, e penso che la sosta non gli crei più di tanto problemi. Massimo Mitidieri, sosta di campionato.
Sosta di campionato penalizza chi è in fase di rilancio, naturalmente avvantaggia chi ha necessità di un attimo di riflessione e di riprendere un po' le forze. Io, al di là delle parole di Stroppa, che naturalmente stiamo vivendo un momento assurdo, io leggevo poc'anzi che anche da Salerno una povera tifosa di 18-20 anni, era a scuola, improvvisamente deceduta. Sono cose che ti scombussolano, non riesci a darti il perché di quello che succede. E per il resto, voglio dire, ritorniamo al calcio giocato. Il calcio giocato, poi facevo questa riflessione, ovvero sia che lo scorso anno di questi tempi, se vi ricordate, Stroppa era messo alla graticola, cioè Stroppa poi è stato anche esonerato. È stato anche esonerato. Cioè ti fa capire che il calcio, questo, e io continuo a sottolineare, il calcio moderno ormai ha dei tempi talmente violenti, talmente accelerati, che non ti dà neanche la possibilità un attimino di riflettere. Io ricordo, non più tardi di 10-12 anni fa, che terminavi il campionato, respiravi un attimo, no? Sì. Dicevi, stiamo un attimino, un mese, defatichiamo, restiamo tranquilli. Invece no, tu già sai a fine campionato, specialmente in Serie A, le tournée di Inter, Juventus, Milan, Roma, c'è, in Cina, è di una violenza inaudita. Il discorso qual è? Voi avete citato, Donnarumma giustamente parlava, concludo, parlava del Crotone come una rosa importante, e qui c'è lo zampino di Orsino. Cioè, non dimentichiamoci che ha tolto dal cappello un Messias che sta dando dei numeri tecnici di notevolissima importanza. Infatti Simi ha giocato sulle seconde palle di tiri, di conclusioni di Messias, quindi voglio dire, complimenti a Orsino che ha tolto dal cilindro l'ennesimo colpo importante. Un giocatore di Serie C, il Grozzano, giusto Carmine? Certo. Ok, allora noi andiamo nella seconda fascia pubblicitaria, poi introdurremo la Serie C con Alessandro Erra, ci parlerà di questo Paganese Regina, che impressione ha avuto, ci parlerà diciamo delle formazioni calabrese che militano in Serie C, e poi andremo a concludere con il prossimo turno, quando riprenderà la Serie B fra 2 settimane. Il Cosenza, ve lo anticipo, giocherà alla ripresa il venerdì a Cittadella, non il prossimo ma l'altro. Ok, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora terza ed ultima parte di replay per questo lunedì 7 ottobre. Aldo voleva aggiungere qualcosa sul Crotone, nel frattempo che dalla regia ci chiamano Alessandro Erra, allenatore della Paganese. Che il Crotone ha ben pensato di non commettere l'errore che aveva commesso l'anno scorso, quando il Crotone ha rischiato la retrocessione, ha rifatto bene i calcoli, ha una società fortissima, sia in Ursino che nel presidente stesso, e hanno fatto una squadra quest'anno, come diceva Petulla, che secondo me ha tutte le carte in regola per vincere il campionato direttamente, perché il Crotone, come abbiamo visto contro il Pescara, ma anche ieri, sta giocando divinamente bene, veramente una squadra fatta, costruita. Poi Stroppa è un allenatore che non ho capito poi l'anno scorso perché è stato messo sulla graticola, hanno preso Oddo, poi l'hanno dovuto richiamare. Quando si ha un allenatore come Stroppa può anche andare male. Per cui penso che il Crotone quest'anno abbia ricostruito tutto, non facendo gli errori del passato e mettendo in campo una squadra capace di poter vincere questo campionato e di tornare in Serie A. Lo meriterebbe. Ok, grazie Aldo, e mi fanno segno alla regia, dovremmo avere al telefono mister Alessandro Erra, allenatore della Paganese, che ieri ha incontrato la regina. Pronto? Salve, buon pomeriggio Franco. Ciao, grazie Alessandro per aver accettato l'invito, grazie. Allora, vogliamo dire qualcosina, 2 paroline su Crotone e Cosenza, e poi parliamo di Paganese Regina? Tu che segui il calcio del Sud con particolare attenzione. Ma sicuramente il Crotone ha avuto una partenza positiva, a ridosso della prima, del Benevento, quindi sta avendo un percorso di tutto rispetto, tra l'altro in pelaiatura che già abbastanza collaudata con lo stesso allenatore, quindi direi che ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo. Il Cosenza ha avuto un avvio un po' più problematico e ha avuto qualche intoppo di troppo,
ha vissuto un calciomercato un po' particolare, un po' prolungato, che ne ha inficiato un po' le caratteristiche principali della squadra, perché quando poi arrivano giocatori in corso d'opera non è mai semplice portarli in una condizione fisica adeguata. Sta pagando un po' questa situazione, ma sono convinto che Braglia con la sua esperienza alla fine troverà la quadratura giusta. Grazie. Che Regina hai visto ieri? Avete pareggiato 1-1, ma devo dire, devo fare i complimenti oltre che alla Regina che sta disputando un ottimo campionato, così come il Catanzaro. C'è questa Ternana comunque che insomma va forte anch'essa. E la Paganese, la tua è una bella squadra, ho visto i nomi, da Stendardo che poi ieri si è infortunato, a Dramé, Diop, Scarpa che è un sempreverde, insomma, no? Sì, noi abbiamo... C'hai due giocatori del Cosenza, Massimo Mitidieri è con noi qui ospite insieme a un amico tuo che forse hai conosciuto da un po' di anni a questa parte, che è Carmine Donnarumma, Vi conoscete con Carmine? Come no? Ciao Carmine! Di mister, ciao mister! E poi c'è il nostro Aldo Ceno. C'hai due giocatori del Cosenza che sono Capece e Caccetta, E Caccetta. Come sì. stanno andando, mister? Bene, stiamo facendo delle cose egregie per quello che in relazione al tipo di campionato che dobbiamo fare. Ieri abbiamo incontrato una squadra fortissima che il primo tempo ci ha messo in difficoltà, poteva fare in 2 o 3 occasioni anche il raddoppio. Secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo strappato questo punto che per noi è pesantissimo nell'economia del nostro percorso. Sentiamo Carmine Donnarumma, se vuoi dire qualcosa a Mister Erra. No, io c'ho poco da dire perché lo sento molto spesso, quindi abbiamo poco da dirci. Io penso che sta facendo un ottimo lavoro perché la Paganese l'anno scorso con 6, 7 undicesimi di questa squadra, l'anno scorso penso che abbia fatto in tutto il campionato 11 punti e li ha fatti in 5 partite. Quindi io penso che il lavoro si vede in modo chiaro, evidente. Io li ho visti giocare 2 settimane fa, pareggiare 2-2 con il Francavilla, e una squadra, il Francavilla, molto più forte, con investimenti molto più importanti, uno su tutti Baclé, che Perez pure, no? Perez, Baclé, Vasquez, e il Francavilla ha pareggiato la partita al 94esimo, quindi voglio dire è un percorso giusto, è un ambiente un po' particolare, ma il mister, essendo della zona, sa come gestire anche un po' le fibrillazioni del luogo. E il pareggio di ieri è un pareggio importantissimo. Io onestamente non ci avrei scommesso, perché la Regina ha un'intelaiatura tecnica, ha una forza di squadra, ha fatto investimenti. Io penso che 3 calciatori della Regina guadagnino quanto tutto la Paganese messi insieme, quindi ieri è stato un risultato veramente importantissimo. Ok, grazie a Donnarumma. Allora, mister e Regina, dicevamo Catanzaro delle Calabresi di C, cosa ci puoi dire? Regina e Catanzaro sicuramente saranno protagoniste fino alla fine per giocarsi il primato, assolutamente. Vibonese a mio avviso farà un ottimo campionato. Rende. L'hai incontrato tu il Rende? Che impressione hai ricavato del Rende? Ho ricavato un'impressione, al di là del risultato, che è stato rotondo a favore nostro, di una squadra giovane e che il primo tempo ci ha messo in difficoltà e il secondo tempo poi calata dove siamo cresciuti noi, ma sicuramente i 2 punti non rispecchiano quello che secondo me sono i valori dell'organico. Potrebbero spuntarla quest'anno Regina, Catanzaro, o vedi la Ternana insomma già in arnese? No, se la giocheranno fino alla fine. Vedo Ternana, Regina, Catanzaro, Bari un passo avanti alle altre. Catania è un po' attardato, però ritengo che Regina e Catanzaro saranno protagoniste fino alla fine. Non so se c'è qualche altro ospite che vuole dire qualcosina per Mister Erra, se no lo liberiamo. Ok, allora grazie mister, in bocca al lupo per il futuro della Paganese. Grazie a voi, per grazie Franco, ciao direttore, buonasera a tutti. Grazie. Allora andiamo a vedere quello che è successo Enzo Leonetti in Serie C, introduciamo subito la Serie C con i risultati e la classifica generale. Dicevamo della vittoria del Catanzaro per 3-1 contro la Virtus Francavilla, addirittura era passato in svantaggio con un gol di Vasquez, caro Carmine, poi
della Regina, come dicevamo con mister Alessandro Erra, 1-1 a Pagani, e poi c'è stata la vittoria della Vibonese per 3-1 contro la Casertana e questo 0-0 del Rende fuori casa da Avellino. Oltretutto il portiere del Rende Savellone ha parato un calcio di rigore a un giocatore dell'Avellino. Vogliamo vedere i risultati Anzolonetti della Serie C, per cortesia, grazie. Così vediamo i risultati con la relativa classifica generale. Allora, Avellino Rende dicevamo 0-0, Bari batte Cavese 4-0, Bisceglie batte Picerno 2-2, Catanzaro batte Francavilla 3-1, poi Paganese Regina 1-1, Potenza batte Viterbese 3-0, a Lentini il Monopoli ha vinto per 2-1 contro la Sicola Leonzio, Teramo Rieti 1-1, la Ternana ha battuto il Catania per 3-2 e la Vibonese ha sconfitto la Casertana per 3-1. Vediamo allora la classifica generale, vediamo al comando, come dicevamo con mister Erra, la Ternana di Fabio Gallo, 19 punti, poi questo Potenza, mi devi dire qualcosa del Potenza poi Donnarumma, 17 punti, e al secondo posto, al terzo posto Regina, Catanzaro e Monopoli. Anche il Monopoli ha fatto un ottimo balzo in avanti con poi l'arrivo di Scienza. 14 punti per il Bari, poi a 12 Casertana, Paganese, Catania, 11 punti per Vibonese e Viterbese, 10 punti per l'Avellino, a 9 punti Picerno, Francavilla, Bisceglie, 8 punti Cavese, 6 punti per il Teramo. Teramo è la delusione di questa prima parte di campionato, signori, questo ve lo sottoscrivo. Sicola Leonzio 5 e chiudono la classifica generale Rende e Rieti con 2 punti. Allora Carmine, mi dici qualcosina? Potenza è la rivelazione e il Teramo la delusione. La grande delusione il Teramo, una squadra importantissima. Arrigoni, una Mungo, squadra Dedino allenatore che viene dal Palermo, assolutamente da primi posti, non riesce ad ingranare. Non è stato solo un problema iniziale, perché sta continuando a non ingranare. Il Potenza è una squadra tosta, è una squadra di categoria, è una squadra esperta, ha pochi giovani, ma è una squadra di grande sostanza. C'è Arcidiacono. Certo, anche. Io ritengo che abbia, però sia un tocco sotto alle Forti. Le Forti sono il Bari su tutte, proprio come organico. Però è in ritardo. Però è un po' in ritardo, ha cambiato allenatore. Catania vedo un po' con questi alti e bassi. Io penso che le squadre, il Bari, che ripeto, proprio a livello di nomi, forse è la squadra che ha più nomi di tutti, ma poi c'è Catanzaro, Regina, Catania, che sono 3 squadre, e Ternana, che sono 4 squadre fortissime. Io penso che il Catanzaro abbia un qualcosa in più, perché ha lasciato l'intelaiatura, ha lasciato l'allenatore e ha messo dentro altri 4-5 giocatori importanti. La Ternana ha fatto la stessa cosa. Mentre la Regina è partito quest'anno. La Regina invece ha cambiato tanto, però ha tanti giocatori di qualità, con l'allenatore Mimmo che conosce molto bene la categoria, anche se è un po' di anni Mimmo Toscano, che non fa da tanti anni il girone C, però conosce bene la categoria. Quindi io penso che, come dice Alessandro Erra, queste 5 squadre se la lotteranno fino alla fine. Poi che cosa accadrà? Che una uscirà fuori in modo, magari in questo momento il Teramo, che non se l'aspetto, quindi uscirà fuori, e ci sarà qualcuno, potrebbe essere il Potenza, ma io ho grande fiducia nel Monopoli, perché penso che il Monopoli abbia un ottimo allenatore e un buon gruppo di squadra. Potrebbe inserirsi, ma Catanzaro, Regina, Ternana, Catania e Bari, a mio avviso, hanno un qualcosa più delle altre, sia come organico, ma anche a livello di piazze. Parliamo di Bari, che fa 10-15 mila spettatori, di Catanzaro, di Catania, cioè di Terni. Anche la Regina sta facendo Reggio sta facendo 12.000 paganti ogni... E mi collego, perdonami 30 secondi, al discorso Cosenza. Ti lancio soltanto due dati. Io ricordo un Cosenza-Atalanta in B molti anni fa. C'erano, penso, 1000 spettatori. Sì. Il Cosenza andava male, contestavano, perché ormai la B era diventata, la B ci sta stretta, noi dobbiamo andare in A, la B ci va stretto. Poi ho visto, a distanza di anni, ero io in panchina con la Vigor Lamezia, un Cosenza Vigor Lamezia in D con 12-13 mila spettatori. Lo ricordo, come no? Cosa vuol dire, Franco? Sì. Vuol dire che sono i risultati. La categoria certo che è importante, è normale, ma sono i risultati. Io l'anno scorso ho assistito a partita della Regina con 700 persone. 700 persone. Tutto, la stessa categoria, adesso ci sono 12.000 persone. Io parcheggiavo dentro al campo, adesso ho dovuto parcheggiare a 2 chilometri, uguale a Cosenza. Quindi quello che dici tu, domenica c'era poca gente, è normale.
non è giusto, ma è normale nel calcio. Basta che il Cosenza vince 2 partite, pareggia a Cittadella, vince la prossima gara, arrivano 10.000. Quindi sono piazze, però, queste qua, che hanno la potenzialità di 10.000. Hanno la storia, calcio, hanno storia. Parliamo di Terni, Catanzaro, Bari, Cosenza. Questa è la differenza. Massimo Mitidieri, cosa mi vuoi aggiungere? Mi pare che Carmine abbia fatto un quadro molto importante. Sul fatto degli spettatori forse dobbiamo aggiungere che è vero che la categoria non c'entra, è vero che i risultati hanno la loro importanza, ma il tifoso ora vede anche la solidità di una società, nel senso dell'organizzazione e dell'organigramma. Non dimentichiamoci, io ti potrei citare il Palermo, 2 anni fa in Serie A aveva 6.000 spettatori, in Serie D ne conta 12.000, 10.000. Ogni settimana. Quindi non è, al di là della categoria, io penso anche che sia la società importante e che cosa trasmette, perché per esempio con la Regina l'avvento di Gallo ha letteralmente trasformato quella che era una squadra, una società che purtroppo, e bisogna comunque dare merito alla precedente società, comunque cercava di portare avanti, anche se in modo difficoltoso, questo campionato di Serie C. Abbiamo vissuto l'esperienza a Bari con De Laurentiis, che ha ridato un entusiasmo al di là dei risultati, al di là della categoria, ma ormai si è palesemente capito che la società ha la sua importanza. Cosenza è la stessa cosa. Cosenza, non dimentichiamoci che l'anno scorso noi abbiamo avuto una media di 7.800 spettatori, con una partita in meno, cioè al netto di Cosenza-Verona. 7.800 spettatori, possiamo annoverarci tranquillamente nelle prime posizioni, intorno alla quinta, sesta posizione, e l'anno scorso c'erano, e ci sono tuttora, ma in più c'era il Foggia, il Benevento, il Palermo alti e bassi. Il Palermo alti e bassi, per come ti dicevo. Verona. Sai, poi teniamo presente che sabato è stata la prima giornata di cattivo tempo, lo stadio non è uno stadio accogliente, parliamoci chiaro, al netto dei sediolini, perché comunque al di là della tribuna B coperta e della tribuna numerata è uno stadio open, quindi voglio dire, diventa anche difficile per le famiglie, le ragazze venire allo stadio. Sono tante le componenti. Quando piove? Quando piove, sto parlando quando piove. Quando piove. Sabato è stata la prima giornata piovosa. Non si può fare niente, c'è in cantiere questa nuova, la nuova cittadella sportiva, le Guaraci non ci può fare niente. Perfetto, quindi ancora, io ritengo che ancora abbiamo uno zoccolo duro di affezionados, che abbiamo superato, è veramente stata, ecco, questa è stata la dimostrazione di come il tifoso è attaccato al Cosenza. 1.600 abbonati. 1696 abbonati che hanno sottoscritto un abbonamento sul niente, cioè è stata data fiducia incondizionata al Cosenza. Non c'era la rosa, una carta di credito. Eravamo assolutamente un cantiere aperto, e sono stati sottoscritti 1680 e dispari 96, quasi 1700, quindi diciamo 1700. Cosenza può essere una grande polveriera. Potenzialmente fa paura Cosenza, Carmine. Sì, ma io ho detto proprio questo. Fa paura Cosenza. Bari, Cosenza, Reggio hanno una forza straordinaria. Non dettata da risultati, io dico. Carmine, se tu dai solidità societaria, il risultato diventa prioritario. Carmine, scusami, io volevo dire questo: 700 tifosi che vanno a Frosinone da Cosenza, 2000-2005 a Crotone, voglio dire, potenzialmente Cosenza. Certo. Cosenza è come Bari, è come Reggio, quelle grandi piazze che hanno uno zoccolo duro importante. Vediamo cosa vuol dire, che andiamo a vedere il prossimo turno. Questo è un argomento che onestamente è interessante. Io personalmente ti dico che il fatto che Donnarumma abbia toccato questo tasto, io ritengo invece che la cosa è semplice. Avere 12.000 spettatori, questo fortissimo bacino di utenza, di persone che va al campo e tifa, secondo me dovrebbe incentivare chi gestisce poi la società a mantenerselo, perché poi tu sai che il tifoso va al campo, se vince, se perde non ci vai più. Siamo arrivati a 5.000, vuol dire che c'è veramente, e quindi vuol dire che l'interesse del tifoso lo trova se vede che tu ti giochi qualcosa. Se ti giochi qualcosa, se pensi a qualcosa, se c'è un obiettivo, se c'è un obiettivo, cioè tu vai o sopra o sotto. No, se io quando ero ragazzo, Carmine, allo stadio vedevo già, quando ho iniziato io. Noi avevamo una squadra in un certo ancora che doveva essere fatta, ora siamo arrivati a 5.000. Io mi auguro che arriviamo a 12, perché il Cosenza, se ha un obiettivo, arriva anche a 20.000. Sì. Io sono convinto che se il Cosenza ha un obiettivo,
arriva perché, ti ho detto perché la provincia questo. che poi ti dice. Io vedo tanti amici miei di Fuscaldo, di Cetraro, di Paola, del Tirreno, che vengono a vedersi la partita tranquilla, non mangiano neanche quando la partita è 3. Quindi vuol dire che c'è un interesse e se l'obiettivo c'è, allora bisogna veramente fortemente incentivarlo da parte di chi gestisce la società. Io volevo dire una cosa a Carmen, quando ho iniziato io i capelli ancora non erano bianchi, no? Allora vedevo che i tifosi venivano al San Vito Marullo, allora solo San Vito, quando avevi un obiettivo, o lottavi per i piani alti, quindi per salire, o praticamente eravamo tutti col cuore in gola e quindi in tachicardia perché dovevi raggiungere la salvezza, quindi la permanenza. È stato sempre così, Carmen. Ma in tutti i posti è così, cioè, non è che in tutte le parti è così. Solo che qual è la differenza? È che queste grandi piazze che abbiamo detto hanno uno zoccolo duro di 3.000-4.000 persone. Anche le di piazze più, lo zoccolo duro, quelli che ci vanno a prescindere, cioè Cosenza, Reggio, Catanzaro ha uno zoccolo duro Catania importante, e Bari, Catania, Bari, Terni, hanno uno zoccolo duro di, faccio un esempio, 3.000 persone per dire un numero, che anche se la squadra è ultima c'è, è sempre là. È chiaro che poi diventano 15.000. Diventano 15.000. Scusa, noi con l'Agragas eravamo 350 di 2 anni fa, 2 anni fa, quando c'era Palmiro nell'Agragas 350 eravamo. Comunque, quindi era un morire, vedere una partita era un morire. Mi fai? Quando avete 12, io 12.000 mi ci tuffo, mi entusiasmo perché il pubblico poi ti trascina. È normale. La squadra. Aldo, scusami, vediamo se Enzo Leonetti ha pronto il prossimo turno della Serie C, perché ricordo a chi ci segue da casa, che sono tantissimi tra Calabria e Sicilia, che la Serie B osserverà un turno di riposo, mentre si giocherà regolarmente in Serie C. Quindi vediamo il prossimo turno della Serie C, perché vediamo un attimino le calabresi dove saranno impegnate. Tu, Domenico, c'è un grande Regina Catanzaro che sabato. si giocherà sabato alle 20:45, infatti di questo volevo parlare. Questa è una partita che andrà in Rai, mi pare. Allora, Bari Ternana, Casertana Assicola Leonzio, Catania Picerno, Paganese Avellino, Potenza Teramo, Regina Catanzaro. Si giocherà alle 20:45 al Granillo, Rende Cavese, Riete Monopoli, Viterbese Bisceglie, Francavilla Vibonese. Allora, una domanda, poi andiamo a vedere il prossimo turno che si giocherà fra 2 settimane della Serie B. Carmine, cosa può dire questa partita? 2 gare importantissime, Bari Ternana e Regina Catanzaro saranno due partite straordinarie, 2 match clou che interessantissimi, oggi non dicono nulla perché siamo molto lontani, però daranno a queste squadre la consapevolezza della loro forza. Per il Bari sarà una partita determinante perché il Bari viene da qualche risultato altalenante, a cambio di allenatore, quindi dovrà dimostrare che il problema era Cornacchini e non la Roma. Adesso c'è Vivarini, torniamo in studio, grazie. Quindi invece Vivarini è un allenatore di Serie B. Assolutamente. Invece Catanzaro, Regina Catanzaro è una partita lo stesso importante, ma 2 squadre che stanno facendo bene, stanno facendo il loro percorso. Un po' a Catanzaro storgono ma perché avevano messo qualcuno in discussione pure Auteri settimana scorsa? Per 2 sconfitte anche lì Auteri messo in discussione. Viterbo e Bisceglie, insomma, Viterbo e l'altra non mi ricordo, comunque insomma 2 sconfitte fuori casa e Caserta, non preventivate, è un pareggio a Bisceglie. Invece la Regina è più lineare, non ha mai perso, ma ha fatto qualche pareggio in più. Quindi siamo lì, però sono 2 squadre che stanno facendo bene, stanno reggendo l'urto. Carmine, siamo in chiusura, minuti finali, vediamo se abbiamo la grafica della Serie B, che ripeto servirà un turno di riposo e riprenderà fra 2 settimane. Enzo, il prossimo turno della Serie B andiamo subito a leggerlo. Intanto si inizia, ve lo dico subito, con Cittadella Cosenza venerdì 18 alle 20:45 su Rai Sport in diretta. Quindi Benevento Perugia, Chievo Ascoli, Cittadella Cosenza abbiamo detto, Empoli Cremonese, Frosinone Livorno, Juve Stabia Pordenone, Pescara Spezia, Pisa Crotone, questa è un'altra partita importante per il Crotone, Venezia Salernitana, Virtus Entella Trapani. Cosa vogliamo dire, Massimo Mitivieri? Diciamo che sono anche dei banchi di prova per sapere se questa pausa ha giovato a qualcuno o ha danneggiato altro. Come dicevamo altro. prima, sì. Juve Stabia Pordenone, bisogna vedere se la Juve Stabia è stata la vittoria a Trapani casuale oppure in effetti da continuità, perché incontrerà un signor Pordenone che è in grande forma. Ma anche il Pescara che ha perso in casa col Crotone e poi ieri sera ha vinto praticamente in trasferta all'Ascoli 2-0. Quindi sai, sono Pisa-Crotone, Pisa in casa è una brutta gatta da pelare. Anche Pescara Spezia risposte. Benevento Perugia penso sia la partita più importante, Carmine, no?
Ma prima contro sì. seconda. Penso di sì. Anche ma Empoli Cremonese. Ma sono tutte importanti, per un motivo o per un altro. Empoli Cremonese è una squadra, è una partita Frosinone Livorno, dove la collochi? Frosinone Livorno, cioè, capisci? Tra poveri al momento. No, però è pur sempre importante. Sì. Per un motivo o per un altro, può essere, se non ci sono delle novità nei prossimi 15 giorni, possono essere diciamo le ultime spiagge. Di Cittadella Cosenza cosa mi dici? Ecco, una bella domanda. Su Cittadella io l'ho vista giocare Cittadella. Ma la Cittadella gioca bene. Un buon calcio. Cittadella gioca bene. Cittadella era molto simile al Cosenza. E ha cambiato tanto, Ha cambiato pure tanto. Però è rimasto diciamo una struttura di gioco la stessa dello scorso anno. Non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso era approdato ai playoff, non dimentichiamoci che il Cittadella ha battuto la Cremonese, forse mancava veramente solo il risultato numerico, ma come espressione di gioco nell'arco di queste prime 6 giornate, voglio dire, ha espresso un buon gioco, mancavano solamente i risultati. Ora ha fatto il colpaccio a Cremona, bisogna vedere un attimino se ci sarà continuità o no. Questi 15 giorni veramente saranno importantissimi per tante squadre. Allora Carmine e poi Aldo, Pisa Crotone, che mi dici, e poi di questo Cittadella Cosenza? Ma il Pisa è una squadra che gioca bene, è ben organizzata. D'Angelo 3-5-2. Sì, una squadra che conosce bene la categoria, però il Crotone è nettamente più forte. Aldo Genova in chiusura? Ma io, Cittadella Cosenza è la partita importante. Questi 15 giorni sono decisivi per vedere se il Cosenza riesce poi a fare quello che tutti noi ci auguriamo, uscire da questa situazione. Un risultato importante da Cittadella, anche se sono convinto che il Cosenza per me attualmente gioca meglio fuori casa. Ok, allora abbiamo terminato anche per oggi, grazie a Carmine Donnarumma. Grazie a voi, grazie a voi. Quando sei libero, Carmine, un posto per te c'è sempre. Grazie. Grazie a Massimo Mitidieri, collega del Giornale di Sicilia, per aver accettato l'invito, essere stato con noi e grazie al nostro compagno di viaggio Davide. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Noi ci rivedremo comunque, se mi date la camera, grazie, ci rivedremo lunedì prossimo. È vero che ci sarà un turno di riposo per via della nazionale che affronterà la Grecia in questi giorni, Liechtenstein mi pare, no? Quindi sia la Serie A che la Serie B osserveranno un turno di riposo, ma noi saremo fra 7 giorni al nostro posto. E sempre alle ore 15, sempre qui da Teleuropa Network, parleremo principalmente della Serie C. Grazie, arrivederci, alla prossima!